Io non so nemmeno perché lo faccio sto video, amici bellini. È condividere una... Non so nemmeno come definirla, cioè, rassegnazione. Penso sia rassegnazione, nel senso che le spiegazioni non ci danno soddisfazione e la toppa è peggio del buco. Forse è meglio che non parlassero proprio, perché di fronte all'evidenza di certe immagini sentiamo sempre delle cose diverse e allora ne vogliamo parlare e parliamone. Io ringrazio tutti voi che vi siete iscritti al canale, che lasciate i like a prescindere da quello che è poi il contenuto del video, anche perché non sempre escono video belli che ti danno gioia. Che è il link che sono riuscito a fare. La gioia era anche Dybala, noto simulatore, e mi dispiace dirlo, e ci metto in mezzo pure Mertens, va! Ci voglio mettere in mezzo pure Mertens, perché Mertens a Crotone. Adesso Mertens a Crotone è diventato Vergara col Genoa e stiamo veramente superando ogni limite. Mi sposto un attimo. Non ci posso credere. Io perché la verità è questa. Voi lo conoscete, no? A volte dice delle cose condivisibili, a volte no. È chiaro che è uno che stirra, è difficile da tradurre, stirra il bucket delle polemiche. Una volta ti dà ragione, una volta ti dà torto. Penso che la pensi come voglia lui, senza problemi. E parla insomma di quello che hanno detto poi a OpenVAR, dicendo step on foot minimo, eccetera eccetera. È chiaro che non esiste il concetto di step on foot, lo sappiamo, se lo sono inventati per giustificare poi dei rigori strani. Però in questo caso la toppa è peggio del buco, è una cosa incredibile. Io però sono ancora bloccato qua, perché è qua che volevo sentire poi qual era la loro opinione. La Zille subito: questo è ineccepibile, vero? Sì, è ineccepibile. E allora di cosa ne parliamo? E non mi interessa come... Perché ho parlato di Dybala e anche di Mertens? Perché spesso abbiamo sentito gente indignarsi: quello struscia il piede prima, e qua non l'avete proprio considerata questa cosa. Ed è molto più rigore quello di Gila su Cabal, e ci tengo, di modo che non ho la sciarpa. Quel rigore là di Gila su Cabal non si può non dare. Lo capite perché nella prossima partita Inter-Juventus vincerà la Juventus? Lo volete capire? Mettete i giocatori della Juventus al fantacalcio e non mettete i rigori, non mettete quelli dell'Inter, perché questo succederà, perché state facendo confusione di proposito lo state facendo, di modo che ognuno si lamenta di qualsiasi cosa e alla fine nessuno ha ragione. Siete riusciti a far passare Vergara come il peggiore, che poi le parole le avete volute twistare, e vabbè. Buffon, no, se pure l'avessi visto non l'avrei detto, quello è tutto a posto. Signori, io guardo calcio da un sacco di tempo e ricordo rigori in cui l'attaccante non deve per forza morire al suolo, non deve per forza dolorante rimanere, si alza immediatamente ed esulta per aver conquistato il calcio di rigore. Succede da che calcio è calcio, da che mondo è mondo. Di conseguenza, che Vergara parli di gioia è una cosa logica. Lui era in possesso di palla, è stato toccato, Cornet è stato scemo, è stato fesso nel non tenere i piedi a posto. La simulazione è nel dolore, quella è simulazione del dolore, perché non ti puoi essere fatto male così. Ma senza la simulazione del dolore al VAR non ci vai, devi accerchiare, e questo lo sappiamo. La simulazione invece di Vitinha è simulazione del tocco che poi riceverà, perché Vitinha lo riceve il tocco di Meret, è innegabile, Meret non prende la palla e prende la gamba di Vitinha, però la simulazione dove avviene prima, perché ti butti prima, pieghi la gamba, pieghi la caviglia prima, di modo che sei già in volo, e se Meret potesse sparire avremmo visto il Vitinha che si tuffa e così. Invece lì è la simulazione di un tocco che poi arriverà. Vergara è colpevole di una simulazione di dolore.
e non posso sentire un'altra verità che non sia questa. Poi ognuno faccia quello che vuole, perché non cambia nulla che noi nel nostro P possiamo solo avere soddisfazione tra di noi nell'aver visto una cosa e di non sentirci dire no, ne è successa un'altra. Finché gli occhi per guardare ce li abbiamo, almeno diciamo quello che vediamo. Le spiegazioni non mi convincono, non mi convinceranno mai, soprattutto perché se sento le spiegazioni di una squadra che anzi è la mia rivale, perché la Juve che gli danno il rigore così ci sopravanza subito e ancora più presto e si prende quel terzo posto che poi si prenderà, io là capisco che tutte le spiegazioni di Open Bar non mi servono a nulla, non mi servono a niente, perché se di fronte a una situazione che è finita, perché è finita, i punti sono stati assegnati, non si può tornare indietro, voi comunque ci dite una cosa che io non vedo, oppure vi inventate un giro di parole per giustificare una situazione o per non giustificarne un'altra, a me Open Bar non serve più a niente. E se Rocchi ha detto, no, se c'è la malafede, se qualcuno pensa della malafede, mi dimetto, Rocchi, è il momento di dimettersi. È il momento di non ci crediamo più. Non ci crediamo più. Non lo so com'è il discorso dei vantaggi, ne dai uno di qua, poi ne dai un altro di là, e come si gestisce. Magari sono state penalizzate tu, però no, non mi trovo con il conto, perché se facciamo il conto di quelli che mancano, per esempio a noi, poi la Lazio può fare il suo conto, la Juve può fare il suo conto, il Milan, ognuno faccia i propri conti, perché ognuno ha guardato le proprie partite con grande attenzione. Le altre io non le so, ci saranno sicuramente altri episodi che sono andati a penalizzare le altre squadre, ma evidentemente vi conviene mantenere uno stato di confusione, e questa è la malafede. Non è il favorire una squadra o penalizzarne un'altra. La malafede è mantenere uno stato di confusione dove nessun episodio, nel momento in cui non lo guardiamo in diretta, siamo sicuri del suo esito. Nessun episodio. Di conseguenza l'avete fatto il pastrocchio, non mi fido più, non ci fidiamo più di quello che si vede e di quello poi che si dice, e andiamo avanti sperando che un bel gesto tecnico di un grande calciatore ci possa continuare a far sognare e ribaltare anche situazioni che sembrano a volte scritte a tavolino. Intraspongiosa. Non aggiungo altro. Chi ha parlato di no, quella chissà mo torna con la Juventus, torna con la Roma, no, mo torna col Genoa, ha avuto delle dritte sbagliate. Le dritte mie purtroppo erano giuste, di conseguenza serviva un centrocampista e vediamo la formazione. Se il video di ieri, la formazione più o meno, però l'unica cosa è che forse evidentemente anche Politano non è stato recuperato al 100% da metterlo direttamente in campo, e si parla di Mazzocchi. Potrebbe essere confermato il Beukema, Rachmani, JJ in difesa, Milinkovic sale e l'Olivera di qui sopra per far riposare anche Spina. Potrebbe essere confermato Vergara a fianco a Giovane, e speriamo che il ragazzo sia forte d'animo e non cambi il suo modo di stare in campo e di giocare dopo tutti questi attacchi a 360 gradi, perché è proprio difficile, poi me ne accorgo io che nel mio minuscolo, se faccio un po' sembra quasi che sai poco. Allora, post ricevo attacchi da tutte le altre tifoserie. Immagina loro che sono dei personaggi pubblici che insomma parlano o non parlano, vengono comunque attaccati da chiunque. Tieni duro ragazzo, noi siamo con te. La partita di oggi è complicatissima, la live è già pronta e al di là di tutto credo che sia una partita tatticamente molto interessante, perché il Como ti fa girare la testa e tu devi cercare di rispondere colpo su colpo. Non sarà facile. Da New York, Valerio Fluido è tutto. Vi abbraccio e vi bacio, vi chiedo dei like finali se ce li avete, e vi chiedo anche di portare pazienza, perché non troveremo mai soddisfazione. L'ha trovato il Genoa. Il Genoa ha trovato soddisfazione dall'Open Bar, ha scritto un comunicato, ha detto ci fa piacere la trasparenza, e vabbè, fa piacere a voi la trasparenza, a me no, perché non è trasparenza. Legarci tutti come la grande mela che non dorme mai, il frutto delle scelte di una vita che